ora facciamo un po' arrostito. Guarda com'è vivo, bello, il sapore che c'è, il sapore lo gustate. Sapete cosa mangiate? Senti io sto gigante, c'è avanti. Ora facciamo un po' arrostito, se il mio amico. Amici di Bella Sicilia, questo è lo spuntino di una volta. Il legno sì. E sono i sapori di una volta erano le merende, gli spuntini. Le merende. Una volta quando si metteva nel grano nel mese di giugno, luglio, un pezzettino. la gente usava questo tipo qua, guarda. Questo. Questa è la vera merenda, signore. Non la merenda di una volta, guardate. Tanti auguri. Ai tempi di una volta come si usava. Tipo persone del terzo mondo. Ma questo è il gusto proprio originale. La semplicità. La semplicità, l'originalità di tutto. Quindi qualche minuto di cottura. Qualche minuto di cottura e ora ve la faccio assaggiare anche a voi. Ma come si viveva una volta? Come si viveva? Molto meglio di oggi. Molto meglio di oggi. Quindi si mangia così. E pure così insomma, già sei. Sì, pure crudo. Una volta bastava poco per essere felici, vero? Bastava un bicchiere di vino, anche che era aceto. E un po' di questo prodotto la gente lavorava dalla mattina alla sera. Oggi cerchiamo Nutella, maionese, marmellata e così via. Guardate, assaggiate un po' voi, anche crudo, che fa bene, questa è salute. Poi non ci sono conservanti. Sappiamo che c'ha anche altre specialità, ce li mostra? Sì. Intanto amici di Bella Sicilia, fateci sapere da dove ci state guardando. Sottovuoto da un mese fa. Facciamo vedere questa salsiccia. Perché purtroppo la nostra temperatura qua è un pochettino alta e bisogna metterla sottovuoto. Che salsiccia è questa? Questa è salsiccia fatta di merda naturale di suino nero. Di suino nero dei Nepoli. Suino nero. E che sapore ha? Ce ne vuole di quella Ha un sapore comprata nelle macellerie. E poi c'è un'altra sorpresa perché vi è la gelatina. Facciamo vedere, mettiamo il Avete visto come intanto è pronto. come si è risolato il lardo? Come si è risolato il lardo? Hai visto come si è risolato? Bello. Guardi. Ora se voi lo assaggiate non sapete cosa mangiate. Non c'è né maionese e nemmeno altre cose. Si gusta con il pane anche Certo. caldo. C'è il pane qua, guardi. E guardate il vino rosso, i sapori di una volta. Signora, lei se li ricorda questi sapori una volta? Quando era giovane? Il vino fatto proprio Ero in collega io, cioè, l'onestà del vino. stata orfanella. Prima una volta un pezzo di questo qua, una fetta di pane di quello fatto di casa, Si mangiava. mangiavamo per strada per andare a lavorare. Prima andavamo a lavorare, un pezzo di pane a mano per non avere tempo. Prima. Ora cerchiamo cose. Ma i giovani conoscono questi sapori? Ce n'è io li conosco, ce n'è qualcuno. Allora, andiamo a vedere cosa state preparando. È diventato morbido. Riscaldando Si diventa scioglie, morbido. infatti. Ora lo posso assaggiare anche a voi, come televisione. Intanto abbiamo anche qualcos'altro da mostrare a tutti gli amici di Bella Sicilia. Salutiamo Lucia, salutiamo La gelatina che è proprio. Lucia Chi che sapeva Matteo. gli ingredienti e il procedimento? C'è pepe nero, aceto, bianco e acqua. E un po' di pepe nero. Quindi cos'è questa? Gelatina. Fatta proprio negli anni 20, gli anni 30, gli anni 40. Come si faceva 100 anni fa. Sì. 100 anni fa. E come si gusta? Si gusta. Ora tagliamo un pezzettino e la faccio gustare anche a voi. Avremo anche questo privilegio con questa il sera. pane, con il pane, un pezzettino con il pane. Ce ne vuole roba di. Allora, Stiamo tagliamo per e vediamo. gustare la gelatina. Questa è la conch, il braciere. Guardate! Guardate cosa c'è qua.
Quella è tutta carne, non ce n'è osso. Carne e cutene, E cutine. pepe nero e aceto e niente di più. E come si conserva? Si conserva, questo qua è portato da un anno a un altro senza niente. Quello Perché che si c'è fa, il grasso perché e da sola si il conserva grasso da dopo sola. quaglia, il grasso si fa tutto un pezzo. E non si... Questo è proprio la Non si rigidità di una fa più. volta. Signore, no, oggi c'è sottovuoto, Sì. c'è il congelatore, vai. Prima Una volta c'era poco ma si era felici, oggi forse no. Sì, va Oggi no, bene. oggi no. Guardate, Ma- solo lo spettacolo c'è, va a vederla. Ma facciamo vedere anche i cesti perché abbiamo qui qualche cestaio, ecco guardate che bello amici, guardate che spettacolo. Venga, venga, ci mostra un po'. Noi ci troviamo in un luogo particolare, siamo ad Acque Dolci e tra poco si terrà il presepe vivente, anche quest'anno. Luca Annistra, ci mostri le sue opere. Questi sono dei cestini, tante qualità, sono di tagliastro e canna, produzione. Questo è salice, i panieri bianchi, guarda, salice, bucciato con la canna. Poi ne vediamo uno grandissimo. Questo Ci parli di questo, quando l'ha fatto? io l'ho fatto l'anno scorso. Qual è l'utilizzo? Poi la televisione. Dopo. Come portafiore Portafiori. una Sono volta impegnati, si mette dopo, delle dopo. panne. Tra poco lo gusteremo, finiamo il Finiamo il video video e siamo e dei Va vostri appeso in alto, nel momento conviviale. in questo sistema metteva il pane dentro e era come Ma un portapane, diciamo. sappiamo che lei ha imparato da grande, quindi non è mai troppo tardi. Certo che non è mai troppo tardi, per questo io dico sempre ai ragazzini, a cambio di andare in giro così, imparare qualcosa. Non si vive facendo i panieri, però è sempre un mestiere che c'hai. In caso di bisogno qualcosa ci guadagni, se li fai sempre. A cosa servivano i panieri? Si andava a fare anche la spesa? Io andavo a comprare la pasta, mi dava la tovaglia e mettevo la pasta dentro, portavo la pasta a casa, E allora, che abitavo qua vicino. noi le facciamo i complimenti e speriamo che quest'arte non vada persa. L'anno scorso mi hanno detto che vogliono fare qua al comune una cosa per imparare i bambini, però non mi hanno detto niente. Speriamo appunto che si possa realizzare una scuola per non perdere quest'arte. Ma questo voglio, Allora. con la regione. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia, Onda TV, da Acque Dolci. Arrivederci e buona continuazione. Tanti auguri. Grazie. Allora amici, fateci sapere cosa ne pensate di questi capolavori e anche poi dello spuntino della merenda siciliana. Questi sono i primi che ho fatto, sia questo e sia quello grande là. Sono i primi. I primi che ho fatto panieri grandi bianchi in questo sistema. Quante ore ci vogliono per farne uno? Ma non calcolo, di partenza ci mettevo almeno uno di questi in 3 ore, 4 ore, solo per farlo, a raccogliere il salice, sbucciarlo e ancora ci volevano almeno altri 3 ore. Quello che ci vuole tanto tempo e si guadagna poco. Grazie, e noi facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi dedicato a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Vai. Un brindisi. Non ti preoccupare. Evviva Natale, Capodanno, queste festività che sono importantissime. E felicità per tutte le famiglie. Questa è la cosa principale. Complimenti a voi custodi di grandi tradizioni del passato. Complimenti. Attenzione. Complimenti. Grazie. Ed ora sì, gusteremo insieme a voi tutto questo. Grazie di cuore per questo momento che abbiamo vissuto. Un caro saluto. Comunque ho il piacere di essere anche voi, ho il piacere di essere anche voi. Assolutamente. Un po' di salsiccia. Lo assaggeremo con piacere. Salutiamo tutti gli amici. Ciao Matteo, ciao Lucia, ciao Maria, ciao Linda. Noi vi salutiamo qui dal Presepe Vivente di Acque Dolci che torna anche quest'anno. Ciao a tutti, seguiteci in pagina perché ci saranno tanti altri video.
e poi anche sul canale 75 di Onda TV.